Perfect. Oggi faccio il video dei 4 preferiti e iniziamo. Allora, con Pupa Vamp, che è una paletta gioiello, questa. Che sono questi colori, no, se vedete bene, sono distorti da telecamera, però vi dico che colori sono. Allora, questo è un dorato, super pigmentato, come potete vedere. Ok, poi il grigio, il borgogna, questo è un bellissimo colore, questo è un marrone scuro, anche lui super pigmentato, e infine abbiamo un nero. Il nero non ne parliamo manco perché, guardate un po', è una palette molto carina, è un regalo simpatico, dai, simpatico. E poi comunque costa solamente 16,90 e l'ho presa insieme al mascara di Pupa Vamp. Ora faccio vedere, soltanto che il packaging sinceramente non è che mi ispira, perché si sporca subito con le mani e poi guardate, ci sono tutte le ditacce, non so se potevano farla un po' meglio, però comunque è carino. Ah, e poi come applicatore abbiamo questo. Ora puoi sfumarlo, però secondo me non ci vuole tanto bene a lavorare. E vabbè, passiamo a un altro colore. Come ho detto prima, abbiamo il Pupa Vamp, il mascara. Ecco qua, solita packaging, ed è super nero, mi fa le ciglia super nere, poi lo scovolino è così, tipo ondulato. Guardate che magia è questo mascara, è una cosa bomba, vi dura un sacco di ore e soltanto che se volete avere un look naturale fate una passata sola, ma quello penso che lo sappiamo tutti. Poi abbiamo il correttore della Kiko, questo è il packaging, e io ho preso la tonalità 02 perché sono scura di pelle. Un correttore buono, dura anche tante ore
basta. Dell'acqua. Poi un'altra cosa della Kiko è la matita, questa, molto bella, infatti la utilizzo sempre perché è comoda, non è pastosa e poi è anche facile da sfumare, quindi potete fare dei trucchi. E questa si chiama Glossy A Pale, che è la 500 ed è la Kiko. Io ho preso la nera perché mi piace il nero. Poi l'ultimo mio acquisto è da Ladora Milano, packaging molto carino, questo, ok, tipo quelli della Kiko, della vecchia edizione come packaging si chiama più o meno. Poi questo è mi sembra un ramatto con tutti i brillantini. Comunque è un bel ombretto di colore, però non dura molto. E qui c'è scritto che dura 24 ore e non dura 24 ore. Però è bello. Il packaging mi sembra quelli della Kiko, quelli della vecchia edizione. Quello ci può stare, ci può stare. Però come se volete un ombretto che duri a lungo, non vi certo, lì è bello solo per le cose veloci, perché non, tipo, non una serata che vada molto lunga come serata. Non so se mi avete capito, però. Allora, andiamo alle salvettine. Salvettine sostanti Conad, proprio in queste, il packaging è così, qui c'è la foglia apertura, ok, e 25 salviette umidificate, ci sono umidificate, va via proprio il trucco, però mi fanno irritazione. Cioè, io ho notato che mi fa irritazione alla pelle, e basta, però li sto utilizzando. E arriviamo agli ultimi due prodotti. Allora, questo prodotto è un prodotto che ho da tanti anni, è il fondotinta. Allora, il fondotinta è così, non faccio così, sì. Ecco il suo packaging è questo, è in polvere compatto, è della Clarins. Questo questa fondotinta vi dura un sacco, nel senso che se ci mettete ovviamente la cifra, anche senza cifra vi dura un sacco, è una cosa favolosa e poi non va nemmeno nelle prodotto, quindi è buono. Poi, e infine
abbiamo l'ultimo prodotto. Anche questo è della Deborah Milano. Ecco qui, la occhietta, insomma. Allora, abbiamo due ombretti in polvere e poi un gloss. Allora, il gloss diciamo che non l'ho mai utilizzato, mai, perché non mi piacciono i gloss. Trovo pastosi, poi è brutto l'effetto. Allora, vi faccio vedere gli ombretti. Questo è il marrone, ecco qui, e poi quello è un ombretto di base, è tipo panna, quindi un ombretto di base che potete mettere, potete mettere insieme questi ombretti come ho fatto il trucco di oggi. E basta. Ah no, poi c'è un altro prodotto, questi, gli stessi Conad. Gli stessi Conad. Sono buoni, ma comunque sono stanchi. Noi ci vediamo al prossimo e ciao.